Benvenuti, oggi è giovedì 13 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 17:36. La luna si leva alle 18:37 e cala alle 7:26. Oggi si celebra San Gilberto. Il nome Gilberto viene dall'antico teutonico e significa nobile ostaggio. Come ogni anno, il 13 febbraio è la giornata mondiale della radio. Il World Radio Day è stata istituita nel 2011 e si celebra ogni anno da quando l'UNESCO ha deciso di proteggere e salvaguardare questo storico strumento di comunicazione di massa. La scelta del 13 febbraio è dovuta al fatto che in quella data è caduto il primo giorno di trasmissione della radio delle nazioni. La radio è un potente mezzo per celebrare l'umanità in tutta la sua diversità e costituisce una piattaforma per il discorso democratico. Si tratta quindi di una giornata per riconoscere il valore della radio come mezzo di informazione, educazione e unità, enfatizzando il suo ruolo nel collegare diverse comunità e culture. Iniziamo con un caloroso augurio di buon compleanno a Pierluigi Collina, che oggi compie 65 anni. Considerato da molti come il miglior arbitro di calcio della storia, ha una carriera ricca di successi. Dal 2011 è membro della Hall of Fame del calcio italiano e ha arbitrato alcune delle partite più importanti del calcio mondiale. Dal 2017 è il presidente della commissione arbitrale della FIFA. Passiamo poi al mondo della musica, dove Robbie Williams celebra oggi il suo 51esimo compleanno. Divenuto famoso grazie ai Take That, gruppo in cui rimase fino al 1995, ha avuto una carriera solista di grande successo. Nonostante un inizio difficile, con il suo album di debutto Life Through a Lens, che non fu accolto positivamente, ha visto le vendite del disco decollare con la pubblicazione del secondo singolo Angels. Infine un caloroso augurio di buon compleanno va a Rocco Tanica, che oggi compie 61 anni. Membro della storica band Elio e le Storie Tese, dal 1982 al 2018 come tastierista, Tanica ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, scrivendo L'estate sta finendo per i Righeira e collaborando con Fabrizio De André e Massimo Ranieri. Accusati di codardia dai francesi, i cavalieri italiani che combattevano per la Spagna proposero un duello. La disfida di Barletta ebbe luogo il 13 febbraio del 1503, 13 francesi contro altrettanti italiani, guidati da Ettore Fieramosca. Furono questi ultimi a prevalere nettamente e a lavare dunque l'offesa. Ma sapete cosa sono gli impianti cerebrali? Si tratta di dispositivi artificiali inseriti nel cervello per migliorare o ripristinare alcune funzioni. Gli elettrodi impiantati sono in oro o platino iridio ed uno studio ha dimostrato che attraverso questi dispositivi è possibile migliorare le capacità di memoria di circa un terzo quando il paziente in esame è sottoposto a stimolazione del cervello. Buongiorno ai 12. Riuscirà questa luna in Vergine oggi a riportare un po' d'ordine nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. La luna si allontana dal Leone, entra in Vergine e perde il suo accordo con Venere. Un po' meno sentimentali oggi, un po' più coi piedi per terra e un po' più razionali. Toro. La luna in Vergine è un toccasana per voi dopo giorni un po' tesi. Oggi respirate un po' di migliore rilassatezza. Oggi potrete parlare più agevolmente con gli affetti e con persone che vi amano per capire qual è la soluzione più indicata per risolvere un problema, un dilemma gestionale della vostra vita.
Gemelli, giornata oggi che prevede l'inizio della quadratura della Luna, una Luna un po' dispettosa per voi che vi richiama un po' all'ordine familiare e sicuramente a qualche impegno che ha a che fare con la casa o la famiglia. A proposito di famiglia, Cancro, la vostra giornata oggi si apre con una luna molto comunicativa per voi, una luna che tende a farvi esprimere meglio le vostre idee, ma anche le vostre positività. L'opposizione ancora con Mercurio non mancherà però che intelligentemente voi palesiate anche quali sono i vostri dubbi e perplessità. Leone, la Luna esce dai vostri gradi ed è assolutamente più confacente a un ordine più razionale. Urge curare un po' più l'economia proprio perché Mercurio e la sua posizione con la Luna vi segnalano appunto un po' di spese d'eccesso. Vergine, oggi protagonisti della giornata, la Luna entra nei vostri gradi, ma non dimentica in mattinata di avere un po' di alterco proprio col vostro pianeta Mercurio ed è proprio da questo alterco che capirete quali sono le ragioni motive che impossibilitano gli altri ad avere a che fare con voi come realmente vorreste. Una chiarificazione sarà importante. Bilancia, una giornata decisamente molto interessante con una luna che stuzzica un po' la vostra curiosità emotiva. Oggi è una giornata fatta di emozioni e anche un po' di nostalgia. Probabilmente vi concentrerete un po' sui sentimenti e sulla rimembranza. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna amica finalmente, un buon consiglio dagli amici, la vicinanza di persone che vi amano e che vi aiutano anche a distribuire il peso delle incombenze che per ora gravano su di voi. Contate pure sulla loro disponibilità. Oggi è una giornata che vi commuoverà per la quantità di affetti che avrete intorno. Sagittario, giornata oggi decisamente molto interessante con una luna che inizia una quadratura ma con Mercurio che ancora insiste perché voi non perdiate di vista l'idea che avete focalizzato. E beh, se credete veramente in qualcosa è il momento giusto di dimostrare che siete convinti fino in fondo. Capricorno, una giornata oggi che prevede una stupenda luna di trigono, un toccasana per voi che avevate bisogno di qualche rassicurazione emotiva ed eccola finalmente arrivare. Splendida e galante, questa luna saprà rendere omaggio non solo ai vostri desideri, ma anche alle vostre filosofie e aspettative di vita che trovano un nuovo riscontro nella realtà. Acquario, la Luna oggi dismette l'opposizione ai vostri gradi, ma ancora ha qualcosa da dire al vostro Mercurio che ospitate oggi per l'ultimo giorno per questo 2025 nei vostri gradi. Cercate quindi di essere molto disponibili nel capire anche le ragioni degli altri, di ascoltare bene le proposte e di valutare con calma e non di getto. Pesci, giornata oggi che prevede l'inizio dell'opposizione della Luna. Qualcosa probabilmente vi va storto ed è oggi che proprio non tollererete intromissioni in tutto quello che riguarda il vostro modo d'agire lavorativo, ma anche e soprattutto nei vostri affari familiari. Nato nel 1816, il Regno delle Due Sicilie fu una monarchia assoluta spagnola che governò l'Italia meridionale per molti anni. Ebbe fine con la spedizione dei Mille e con la capitolazione della fortezza di Gaeta il 13 febbraio del 1861. Erano maturi i tempi dell'Unità d'Italia. Non ci piove. Questo modo di dire è di origine popolare, come la maggior parte delle espressioni che coinvolgono fenomeni atmosferici e calamità, descrive perfettamente l'idea di sicurezza e ineluttabilità di ciò che viene espresso. Se non ci piove, vuol dire che ci si trova in un posto protetto e irraggiungibile da qualsiasi dubbio, no? Esile, bionda, elegante, il matto di oggi è Antonia Pozzi, figlia unica di una ricca famiglia milanese.
Viaggiò in tutta Europa, si laureò in estetica e frequentò i maggiori intellettuali del suo tempo. A soli 26 anni, con la guerra alle porte e le leggi razziali che avevano colpito molti dei suoi amici più cari, Antonia fece una scelta drastica. La mattina del 2 dicembre 1938 andò in bicicletta nei prati coperti di neve di fronte all'abbazia di Chiaravalle, scrisse alcuni messaggi di saluto e ingerì una dose letale di barbiturici che la portò alla morte il giorno successivo. Ci salutiamo con la frase del giorno. La sapienza si può comunicare, ma la saggezza no. Si può trovarla, viverla, si possono fare miracoli con essa, ma spiegarla e insegnarla non si può. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi aspetto anche domani per iniziare insieme il weekend con informazioni dal mondo e pillole di scienza. Buona giornata dalla vostra Martina.